I continui furti degli ultimi mesi, l'istituzione di un comitato cittadino, l'incontro con questore e prefetto hanno fatto aumentare l'attenzione delle forze dell'ordine sul territorio. Due ventenni albanesi sono stati fermati dopo una fuga a bordo di un'auto che la squadra mobile della questura di Venezia stava tenendo sotto controllo e che è stata intercettata dai carabinieri di Castelfranco. Avevano capito che forse era il mezzo con il quale i predoni si muovevano, mettendo a segno colpi in tutto il Veneto. Abbiamo individuato la loro base logistica nella provincia di Venezia, dalle parti di Martellago, e poi avevano un campo predatorio particolarmente ampio, perché durante l'attività investigativa, oltre che a commettere reati, parliamo di reati intrusivi, furti in abitazioni e anche rapine nella provincia di Venezia, andavano anche nella provincia limitrofa di Padova e di Treviso. Infatti nel momento del fermo avevano appena commesso una rapina in abitazione ed un furto in abitazione appunto nella provincia di Treviso. Gli arrestati infatti dovranno rispondere di rapina, quella di Riese dove hanno picchiato un ragazzo, di furto aggravato a Galliera Veneta e di un furto e tentato furto a Spinea, ma non si esclude possano essere autori di altri colpi. Un modus operandi il loro efficace e veloce. Si muovevano praticamente all'imbrunire, era una cellula operativa di 4 soggetti. Durante l'attività di indagine abbiamo visto che alcuni pomeriggi percorrevano centinaia di chilometri a bassa andatura, dove individuavano l'obiettivo aggredibile, entravano in azione, nel giro di 3-5 minuti commettevano l'intrusione e quindi il furto. Prediligevano portare via beni facilmente fungibili, quindi oltre che denaro contante anche piccoli monili in oro, collanine e braccialetti, roba facilmente poi ricettabile. La squadra mobile ha già identificato anche il terzo componente che è ricercato e sono sulle tracce del quarto e ultimo.